Suzanne Valadon è spesso citata per essere stata la modella di alcuni tra i più importanti artisti nella Francia di fine Ottocento, come Henri de Toulouse-Lautrec, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Federico Zandomenici. Con alcuni di questi ebbe anche una relazione sentimentale. Una donna dal temperamento ribelle e libertino, bella e affascinante nel portamento, non faticò a farsi strada in un mondo artistico dominato da uomini. Ci riuscì non soltanto perché è capace di affascinare con la sua avvenenza, ma anche grazie al suo talento come pittrice. Pur non avendo ricevuto seri studi accademici, riuscì ad imparare la tecnica pittorica osservando gli artisti che si avvicendavano nel ritrarla e rubando loro i segreti tecnici. Nelle lunghe pose in studio osservava e apprendeva facendo tesoro di tutto ciò che intorno a lei si muoveva. La sua carriera artistica arrivò dopo una lunga serie di esperienze lavorative che la portarono a lavorare come pasticcera, sarta e perfino come cavallerizza in un circo. La sua poetica si divide tra l'impressionismo e l'espressionismo, ma in alcune opere è possibile riscontrare elementi vicini al primitivismo di Paul Gauguin. I toni sono forti e penetranti in alcune opere, più morbidi e ragionati in altre. Dipinse paesaggi, ritratti e nudi sempre raccontati con eleganza e forza espressiva.